Aumentano i parti di donne positive e per loro l'ULSS 4 ha attivato un numero di telefono dedicato. In costante crescita anche il numero degli studenti contagiati. Altro fronte trattato nel corso dell'ultimo report alla stampa è l'avvio della terapia orale anti-Covid somministrata in ben 21 persone, la quale consiste nella somministrazione di pillole non oltre i 5 giorni dall'inizio dei sintomi, destinate però in primis a soggetti fragili individuati con la collaborazione dei medici di famiglia. È una terapia antivirale orale, sono 5 giorni di terapia, 8 pastiglie al giorno, 4 più 4, 4 la mattina e 4 la sera. Non sono allargate a tutta la popolazione Covid positiva, ma hanno delle indicazioni particolari, quali pazienti a rischio di evoluzione verso una forma sfavorevole di malattia, il che vuol dire soprattutto i pazienti obesi con body mass index superiore a 30, cioè è un parametro che noi misuriamo in medicina, comunque diciamo gli obesi severi, i cardiopatici severi, i broncopneumopatici severi, i diabetici scompensati. Questo gli antivirali, mentre i monoclonali hanno anche l'indicazione agli over 65 anni. I farmaci per la terapia del Covid, sia antivirali che monoclonali, non hanno un'indicazione nelle partorienti e nelle gravide, cioè anzi sono controindicati. Situazione abbastanza stabile per i contagi in ospedale, non invece sul territorio. Più complicata la situazione sul territorio dei contagi, perché anche ieri abbiamo avuto quasi 700 nuovi positivi, siamo ormai a quota 7500 con una variabilità nelle varie fasce d'età, ma soprattutto diciamo l'area dai 30 ai 50 anni. Che è poi l'area, come abbiamo detto più volte, dove abbiamo il maggior numero di persone non vaccinate. Ecco, su questo fronte però registriamo ogni giorno l'accesso sia di ultra cinquantenni non vaccinati che hanno l'accesso libero, loro come i bambini piccoli, però anche di coloro che di altre fasce d'età non si erano ancora vaccinati e stanno iniziando ad accedere ai nostri centri vaccinali.